désir de che faccio nella vita? Oui, ho vissuto molto in grande parte della mia vita e sono nascuto dell'Occitan, del Vatuès. All'Otal parlavo perché i parenti o grandparenti parlavo perché Vatuès. E così cosa è passato per le scuole, per esempio? Parlavo francese ma il drone del villaggio che andava a mi mesi. Avete appreso il francese come qua? Oui. E lo bebè mi faceva, mi donava dei contes, lo lupo e lo reinal. Lo conoscete? Le conosci mai di ma non ne pas tutte. Ah. E ne sapete une trace? Oui, ne savi che contes. Nous potete dire un picciu? Oui, lo lupo e lo reinal che era un tren de fuori della varta. La campana del cruquier si mette a suonare e lo reinal di tal lupo, io credo che mi sono, perché non vede che io. E parte alla iglesia che si passa e il cantone che la cosa si è passata. E non ho tezzato così l'avevo appellata, cominciato. A un momento, vedi che intende la campana, torno a partire. E così l'avevo appellata che mi è fatto. E da quel tempo il lupo fuggiò la varta, era mia. E che al cattivo momento torna a dire che intendeva la campana e partiete, che tornate, gli mi hanno detto che così l'avevo appellata e gli è accapata che da quel tempo il lupo aveva lavorato, non aveva fatto niente. E a fa che lo patois l'avete toujours ausito? Oui. E da quel mood patois, di che ne pensate? Che era peggiorativo, che era per la vita, all'epoca, che ero paesano che parlava italiano. E come avete pensato che era una lingua veritiera? Io mi sono aggradato, avevo pas buona presa, io mi faceva piacere parlare, di ascoltare, di intendere. E quando eri piccolo avete sentito che era pas alla moda? No, Ah. quería restare a parlare italiano. Mio padre che andava alla scuola, se parlava patuès, lo donava un'etichetta e che io che lo tornasse a far passare qualcun altro della giornata, se voleva avere una punizione o sera, lo che aveva l'etichetta, prendeva una punizione e l'andiamo, perché aveva parlato patuès. Era la delazione. Oui. E a cosa si faceva ici, alla cappella? Oui. Io potevo avere decine di occitani perché la mia mamma maternella era una parente del cura Bessù. Era bravo, c'era chi con era seguito. E vedeu, los libri de Bessù erano all'ustal? All'ostello della mia messa c'era meno, ma ci si pagava all'epoca. Allora l'hai lezzito. Est-ce que dans la famille si parlava della Bessù? Oui, la mia mamma mi parlava. Di che diceva? Che aveva scritto dei libri che erano in quella particolare. Era un po' truffaire. Oui. Diceva ancora? E faccio che vuol dire. Diceva. Oui. E voi siete stati paesani? Miezza. Avevano pissato avorio di quintina di tarda perché avevo guardato della famiglia. E après? Il professore di matematica. Voilà. E avete potuto fare los dus? Oui, perché eri patrollena a Naucella. Aveva semplificato il lavoro d'avorio, di Buruz, del canavo di fuori. Voilà. E la mattina o sera tornavi un siffe alla casa. E los parents facevano també acord de Oui, vedere? oui. Oui. Facevo anche di vedere, facevo dei porci. També, di Buraglia. E de Patanus? E di Patanus, il Sigalà. Sigalà in Patanus. E di Catania. E dal temps dels parents de què facevano revengut de l'avorio? Lo mai?
deve essere un bello posto. E in Paolo Patanou? Oui, qualche patano, per esempio anche qua. Che è così la cultura. À fois qu'il reste un professeur de mathématiques qui parle l'occitan. Oui, a me dei colleghi, oui, parlavano. En Lausera? Oui, quello che potevano parlare, parlavano. Ah, oui. À l'école? En collège, il reste? Oui. Clar. Et per vous, de què és el coro Segarà? Patano, la Catania, lo Seol, Ventre Negres, Què és el coro inventé d'Ingres? che mangio un po' di farina di Seol. Vous heu dit que vous occupez de la fabrique? Di Regina? Non, de la fabrique de la parrocchia. Oui. De què és el coro la fabrique? A quelle persone che hanno acceso al pirata, che fanno il rindagamento, e poi fanno dei catecismi, dei cose e tal. Et à quoi existe encore? Come si appella la fabbrica? Ah. Si appella EAP, Équipe d'animation pastorale. Et à quoi continue? Oui. Oui. Accompagnare la famiglia che sono di Ludol. Et sur le village, il y avait un souvenir particulier, comme que aimeriez de contar? Ou... Le scuderies, Ah, qu'est-ce que quando facevo l'ullat, me la pentaidas, la fetta, che era una fetta di Lubilazzo, lavoravo a portare ciate mai di 100 kg, montavo per le carriere per lo mettere al terrazzo, al garnier. E poi lo repai, la mia zona, che sono tutte pulas farcidas. Et est-ce que vous connaissez une chanson? Si canta, che si canta. La connaissez? Non tout le monde la connaît. En Asie, per bene? Come voglio pas fare niente una regrela. Un petit tros. Al fond de la prada hi ha un pivot traucat, lo cucut li canta beleu ionisat. Se canto che recante, canto pas per io, canto per ma mia che s'allende io. Bravo, c'est bien de murmurer comme ça.